Tragedia in Istria, un 46enne di Oderzo ed una 39enne di Noventa di Piave muoiono nello schianto tra la loro moto ed un furgone che ha causato l'incidente, tentando un sorpasso azzardato. Non si accorge del filo spinato durante un'escursione in mountain bike ad Enego. 63enne di Bassano del Grappa, sbalzato dalla bici, batte violentemente la testa e muore. Aperto il testamento di Leonardo Del Vecchio, ripartito in parti uguali tra la moglie, i figli e l'assetto societario della Delfin, la cassaforte della famiglia, anche il figlioccio Rocco Basilico tra gli eredi. 20 addetti alla sicurezza contro movida violenta, ubriachi e vandali nelle zone calde di Jesolo. Partenza oggi per il servizio voluto dal neo sindaco De Zotti dopo le maxi risse delle ultime settimane. È stato individuato il giovane che scorazzava in questi giorni in centro storico a Venezia con la Vespa, daspo e 600 euro di multa per un 19enne olandese. Stamattina battuto con 860 microcariche esplosive il vecchio ponte sul Brenta a Curtaloro lungo la Valsugana. Entro l'autunno il posizionamento del nuovo manufatto. Prima giornata di saldi in Veneto, partenza soft, il caldo opprimente ma anche i rincari frenano gli acquisti. 30 euro lo scontrino medio a Treviso. Tutto pronto per l'appuntamento del raduno Triveneto degli Alpini ad Asiago, in programma da venerdì prossimo, ma già da domani su Antena 3 vi proporremo ogni giorno una rubrica per raccontare il profondo rapporto tra le penne nere e l'altopiano. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Apriamo con la cronaca e con la notizia della tragedia che si è verificata in Istria. Un 46enne di Oderzo ed una 39enne di Noventa di Piave sono morti in un incidente stradale nello schianto tra la loro moto ed un furgone. Lui morto sul colpo, lei deceduta all'ospedale. È una coppia veneta, quella rimasta vittima di un tragico incidente stradale che si è verificato ieri nell'area centrale dell'Istria, tra Pisino e Mompaderne, in Croazia. Scarne le informazioni finora diffuse dalla polizia croata intervenuta sul posto, che non ha al momento diffuso le generalità delle vittime in attesa di raggiungere i familiari. Lui, 46 anni di Oderzo, lei, 39 di Noventa di Piave, procedevano a bordo di una moto, una BMW, quando improvvisamente lungo la strada statale il furgone condotto da un cittadino croato di 58 anni, poi denunciato a piede libero, li avrebbe travolti durante una manovra di sorpasso in un tratto in cui non era consentito superare altri veicoli. Terribile lo schianto, con il 46enne che guidava la moto morto sul colpo e la 39enne trasportata in condizioni disperate all'ospedale di Pola, dove poi si è spenta. In Italia e Veneto la notizia dell'incidente frontale con le due vittime è arrivata solo oggi, ma né a Oderzo né a Noventa le istituzioni sono state informate ufficialmente dell'accaduto e soprattutto dell'identità della coppia che ha perso la vita e che si trovava presumibilmente in Croazia per vacanza. Con loro sono 12 le vittime della strada in Istria dall'inizio dell'anno. E tragedia sull'altopiano, sbatte con la mountain bike sul filo spinato, cade e si rompe l'osso del collo. Tragedia in Val Maron, dove è morto un ciclista bassanese di 63 anni. Vola sopra il filo spinato e si spezza l'osso del collo. Una giornata all'aria aperta in altopiano si è trasformata in tragedia quando un ciclista bassanese di 63 anni è rimasto ucciso in un incidente avvenuto in Val Maron, a poca distanza da Enego. Secondo le prime informazioni pare che Maurizio Pezzato sia andato a sbattere con violenza contro un filo spinato mentre pedalava in sella alla sua bicicletta su una strada sterrata. L'impatto è stato molto violento e l'uomo è stato sbalzato a diversi metri di distanza, battendo con violenza il capo sul terreno. L'impatto gli è stato fatale e a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione da parte di chi era con lui. Sul posto è arrivato l'elisoccorso di Treviso Emergenza, ma ai sanitari non è rimasto che constatare il decesso del 63enne. In Val Maron sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Bassano e una squadra del soccorso alpino che ha portato il cadavere fino alla strada più vicina. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria, mentre la bicicletta di Pezzato e l'area in cui si è verificato l'incidente sono state poste sotto sequestro. Ed i carabinieri di Bassano sono risaliti a 2 degli autori di una brutale aggressione che è avvenuta lo scorso settembre in città. Lesioni in concorso aggravate da futili motivi e con crudeltà in orario notturno. Ne devono rispondere un 26enne bassanese e un 27enne di Pianiga nel Veneziano, accusati di aver aggredito con inaudita violenza un uomo di 37 anni di Montebelluna vicino alla stazione ferroviaria di Bassano.
I carabinieri sono risaliti ai due dopo una lunga attività investigativa. I fatti risalgono al 4 settembre 2021, quando la vittima, in piena notte, è stata assalita da 4 individui con il volto parzialmente travisato che l'hanno preso a calci e pugni anche in pieno viso, tanto da farlo cadere a terra facendogli perdere i sensi. Si erano poi dileguati. Il ferito, quando si era ripreso, aveva chiamato in aiuto alcuni amici che l'avevano portato al pronto soccorso, dove i sanitari gli avevano riscontrato ferite guaribili in più di 40 giorni. Sporta denuncia ai carabinieri di Via Emiliani. I militari, grazie alle telecamere di videosorveglianza e alle descrizioni della vittima, sono risaliti ai 2 principali autori dell'aggressione. Per loro è scattata la denuncia per le gravi lesioni. A Jesolo ora Vente e Stewart vigileranno tutta la notte sulla movida jesolana. Il comune ha dato il via ad un nuovo provvedimento per evitare risse e vandalismi. A Jesolo parte un nuovo servizio per garantire che la movida in una delle località balneari più frequentate dell'Adriatico si svolga senza risse o atti di vandalismo. Dando esecuzione ad un progetto avviato durante la precedente amministrazione, il comune guidato dal neosindaco Christopher De Zotti dà il via ad una nuova iniziativa di controllo del territorio. Da ieri sono presenti una decina di steward che arriveranno fino a un numero di 20 nei prossimi giorni, che saranno operativi nella zona centrale di Piazza Mazzini, nell'Arenile e sulla piazza dalle 23 alle 5 del mattino, per andare a fare informazione e prevenzione rispetto ai comportamenti da tenere e a un divertimento civile. Tra i centri con la vita notturna più vivace e che soprattutto esercitano una forte attrattiva verso i più giovani, Jesolo ha vissuto fenomeni di degrado e violenza nelle ore notturne, il cui contrasto è ai primi posti nell'agenda dell'amministrazione. Questo ci permette di supportare l'attività delle forze dell'ordine, della polizia locale, che sono già operative per garantire la sicurezza. Noi vogliamo dare un messaggio molto chiaro, ovvero che Jesolo è una città sicura e resta una città sicura. Ci sono dei comportamenti che purtroppo accadono in tutte le città molto frequentate, ma che sono circoscritti e che vogliamo affrontare in maniera chiara e decisa. Se spesso certi comportamenti sopra le righe sono causati dall'abuso di alcolici, a Jesolo si è stretto anche una sorta di patto tra pubblici esercizi e magistrati per promuovere il rispetto delle norme e l'adozione di buone pratiche tra ragazzi e gestori di locali. Con Ascom, FIPE, SILB e l'Associazione Nazionale Magistrati ha presentato il progetto Bevi responsabilmente, che va a supportare un messaggio di divertimento sano e responsabile. Nei prossimi giorni l'amministrazione comunale andrà anche ad approvare alcuni provvedimenti che vanno nella direzione di rafforzare ancora di più la sicurezza percepita e andare a limitare i fenomeni di disturbo della quiete pubblica, di risse e che possono rovinare le vacanze. Aperto il testamento di Leonardo Del Vecchio, ripartito in parti uguali tra la moglie e i figli, l'assetto societario della Delfin, la cassaforte di famiglia. Leonardo Del Vecchio ha sempre guardato oltre e lo ha fatto anche quando sapeva che se ne sarebbe dovuto andare. L'impero è stato diviso in 8 parti uguali tra moglie e figli. Nel suo testamento, aperto presso lo studio Zabban Notari di Milano, il tycoon dell'occhiale ha infatti definito la composizione dell'azionariato di Delfin, la cassaforte lussemburghese del gruppo, che detiene il 32% di EssilorLuxottica, il 26% del polo immobiliare Covivio, il 19,2% di Mediobanca e il 9,82% di Generali. Alla moglie Nicoletta Zampillo non ha lasciato però tutta la sua quota, pari al 25%, ma ha ripartito la stessa a metà, lasciando nell'altra parte a Rocco Basilico, 33 anni, il figlio da lei avuto con il primo marito. Gli altri 12,5% sono andati a Claudio Del Vecchio, Marisa Del Vecchio, Paola Del Vecchio, Leonardo Maria Del Vecchio, Luca Del Vecchio e Clemente Del Vecchio. Era già noto invece quale sarebbe stato l'assetto della governance di Delfin, già previsto dal fondatore di Luxottica nelle norme statutarie della holding. È infatti tracciato un percorso in cui entrerà in CDA il primo del gruppo degli osservatori, ossia i manager di fiducia a disposizione per incarichi al vertice, già designati dall'imprenditore scomparso che di Delfin era presidente. Il nome non è ancora noto, ma si pensa possa trattarsi di Francesco Milleri, amministratore delegato di EssilorLuxottica, che ha già preso il posto di Del Vecchio alla presidenza del gruppo di lenti d'occhiali.
Il board di Delfin poi potrà eleggere un presidente tra i propri membri. Attualmente nel consiglio del holding siedono l'amministratore delegato Romolo Bardin, il notaio Mario Notari, Alois May e Giovanni Giallombardo. Del Vecchio avrebbe stabilito che la famiglia resti fuori dalla vita delle aziende, limitandosi al ruolo di azionista. Un manager lo puoi sempre licenziare, anche se costa caro. Un figlio no, era infatti uno dei suoi motti. A Venezia ora torniamo a parlare del provvedimento approvato appunto relativo al contributo d'accesso alla città. L'Associazione Veneziana Albergatori chiede e punta il dito sulla comunicazione all'esterno proprio perché sarà fondamentale per evitare disincentivi al turismo oltre confine. Sarà sicuramente importante comunicare nel modo corretto in tutto il mondo che oltre alla tassa di soggiorno non c'è anche un contributo d'accesso, ma quello lì deve essere uno strumento utile a vivere meglio la permanenza nella città. Una novità importante come l'introduzione del contributo d'accesso a Venezia deve avere una comunicazione chiara e soprattutto diffusa al pubblico cui è diretta, cioè nel caso di Venezia il mondo. È pratico l'approccio dell'Associazione Veneziana Albergatori al provvedimento che entrerà in vigore dal 16 gennaio 2023. Dobbiamo uscire da quelli che sono i canali di comunicazione interni di città o di paese, ma bisogna iniziare a lavorare molto con la stampa estera, con tutti i canali di comunicazione che siano i grandi operatori turistici che sappiano dare l'informazione corretta. Il provvedimento dunque non dispiace agli albergatori e sicuramente viene ritenuto preferibile ai tornelli. Si attende poi alla prova dei fatti la gestione del flusso di informazioni tra chi pernotta ed è esentato dal contributo e il visitatore giornaliero che invece lo dovrà pagare. Buono anche il giudizio sull'emendamento che affida al Comune la limitazione e regolamentazione delle locazioni turistiche. Quel tipo di strutture inizialmente nascevano con il fatto una stanza libera in casa, l'affitto, allora in quel caso diventa davvero integrazione al reddito. Così quando uno inizia a avere 1, 2, 3, 10 appartamenti, li gestisce come fosse una struttura alberghiera, per a questo punto magari ha 100 posti letto, forse devono esserci delle normative e delle regolamentazioni che siano analoghe a quelle delle strutture, perché sennò si diventa anche una forma di concorrenza non proprio corretta all'interno della città. In 24 ore dense di novità per il futuro del turismo a Venezia merita un posto anche l'aumento dei costi del biglietto del vaporetto per chi non ha l'IMOB da 7,5 € a 9,5 €. Speriamo che corrisponda anche a un miglioramento della qualità dei servizi che sono già molto buoni, ma che possano essere più efficaci per tutto quanto il territorio comunale. E restiamo a Venezia perché è stato identificato il giovane che ha percorso in Vespa la fondamenta delle zattere. È un 19enne olandese che oltre al DASPO da Venezia ha ricevuto anche una multa da 600 €. Oltre ad un'enorme popolarità sui social network, il giro in Vespa lungo la fondamenta delle zattere a Venezia è costato ad un 19enne olandese la bellezza di 600 € di multa in base agli articoli del regolamento di polizia e sicurezza urbana che sanzionano le infrazioni con gli autoveicoli e gli atti contrari al decoro in relazione all'uso improprio delle aree monumentali, dei ponti e delle altre strutture viarie. I fatti si riferiscono a mercoledì scorso, quando il giovane ha percorso su 2 ruote la lunga fondamenta che si affaccia sul canale della Giudecca, tra gli sguardi stupiti dei passanti, entrando di diritto nel novero di imprese come l'automobile che attraversa il ponte di Calatrava o il tuffo con tavola da surf dal ponte degli Scalzi. Ripreso da numerose telecamere, il ragazzo che ha pernottato nella zona di Santo Stefano è stato infine identificato e multato e riceverà anche un DASPO da Venezia. Ed ora l'allerta caldo diramata dalla Protezione Civile della Regione del Veneto, temperature elevate al di sopra delle medie del periodo e AFA, in Veneto quindi allerta per disagio fisico fino a tutta la giornata di lunedì. Naturalmente valgono le consuete raccomandazioni soprattutto per le persone anziane e le persone fragili. Il ponte sul Brenta
Curtarolo, lungo la strada provinciale Valsugana. Il cantiere aperto per la realizzazione del nuovo manufatto ha vissuto oggi uno dei suoi giorni più importanti. Poco prima di mezzogiorno il vecchio ponte è stato demolito con il posizionamento di centinaia di microcariche. Mancano una manciata di minuti a mezzogiorno in questo caldo sabato di luglio, quando del vecchio manufatto di uno dei due ponti sul fiume Brenta a Curtarolo non resta che questo. Una giornata cruciale per un'arteria fondamentale di collegamento nord-sud della provincia di Padova, la Valsugana, strada provinciale in questo tratto. Dopo giorni di preparazione, l'esplosione ha completato la demolizione con il crollo dei 4 travi portanti. Alle 11 erano risuonate le sirene d'allarme per la popolazione. Pochi minuti dopo una microcarica per far allontanare anche gli animali selvatici. Alle 11.50, a una distanza di circa 25 millesimi di secondo l'una dall'altra, l'esplosione di 860 microcariche. Un cantiere aperto da Veneto Strade, finanziato con 3 milioni di euro dalla Regione grazie ai fondi arrivati in Veneto dopo la tempesta Vaia e con 1 milione di euro dalla provincia di Padova. Oggi è un punto fondamentale di svolta per la nuova viabilità, non solo per quel che riguarda la zona, il Curtarolo, i dintorni, ma anche per tutta l'Alta Padovana e il collegamento con la città di Padova. Possiamo dire anche, sottolineare che è un'operazione impatto ambientale zero. Impatto ambientale zero perché poi tutti i materiali verranno recuperati, verranno portati nella sponda su dei camion e poi verranno portati via, quindi nell'alveo non rimarrà assolutamente nulla. Polvere e ciottoli volati a centinaia di metri di distanza, parte anche nel fiume, dove sono stati raccolti grazie a questi scavatori che li hanno caricati su chiatte. Un'operazione svolta in condizioni di sicurezza che hanno richiesto l'evacuazione di una quindicina di famiglie, tra Curtarolo e Piazzola sul Brenta, salutata con gioia dalle amministrazioni locali. Adesso la viabilità sarà concentrata sul ponte rimasto dopo lavori di consolidamento con il traffico che viaggerà a doppia carreggiata. Entro l'autunno il posizionamento del nuovo manufatto. Il nuovo ponte praticamente è già pronto, perché l'abbiamo già costruito in fabbrica. Adesso stiamo facendo il campo di varo, come li vede qua, stiamo gettando la prima spalla, abbiamo già fatto i pali di fondazione che sono profondi 20 metri, no, dove appoggerà la spalla e dove appoggerà il nuovo ponte. E dopodiché verrà assemblato qui a fianco e poi spinto tutto quanto in lunghezza, spinto sopra la spalla e sopra le pile in acqua fino ad arrivare all'altra parte. Una giornata storica dunque quella di oggi per il territorio, che adesso è al lavoro per far tornare di competenza statale questo tratto della Valsugana. Questo è un punto strategico della viabilità dell'Alta Padovana. Sappiamo insomma che per almeno un paio d'anni il fatto che questo ponte fosse limitato come portata ha creato grossi disagi. Sì, ricordo bene le discussioni quando il ponte si parlava del rischio di chiusura, o comunque è stata limitata la portata per il passaggio ed era una criticità importante. È stato fatto questo lavoro di squadra perché comunque Vaia non ha creato problemi solo nel Bellunese, ma ha creato problemi veramente in tutta la regione, e questo è uno di quei ponti dove si è potuto rilevare le conseguenze. Il commissario, quando era ancora Zaia, ma poi anche l'architetto Soragni hanno confermato. Abbiamo fatto un lavoro di squadra straordinario anche con la provincia, perché l'intervento è un intervento da 4 milioni. Credo sia un risultato assolutamente positivo perché consente di migliorare una situazione che c'era prima, e proprio questa è stata l'intenzione. Io avevo chiesto a Angelo Borrelli di non solo inserire la possibilità di finanziare interventi di ripristino, ma anche di miglioramento di situazioni particolarmente delicate e strategiche, come per esempio questo ponte. Il prossimo passaggio è quello di non farla restare provinciale questa strada. Assolutamente sì, noi dobbiamo imparare a ragionare più in grande ed essere più ambiziosi. Questa strada non può essere provinciale, ma d'altronde insomma il flusso di traffico quotidiano è la garanzia che questa è una strada ad altissima percorrenza e come tale deve essere classificata. Questa è provinciale ed è un po' una cosa strana, perché comunque è un pezzo di provinciale su una strada che collega due città, Padova a Trento, ma abbiamo già fatto richiesta e sollecitato più volte l'iter del DPCM
DPCM è in corso a Roma affinché questa venga trasformata in statale e quindi possa rientrare negli investimenti che possono essere fatti per il potenziamento e la riqualificazione di tutta la Valsugana. Saldi estivi al via oggi, vediamo com'è andata a Treviso. Io ho puntato più che altro sulla calzatura e ho visto che qua c'erano tanti belli articoli con dei buoni prezzi e quindi ho già fatto il mio primo acquisto con i saldi. Sono soddisfatta per ora, adesso vado a farmi un giro. Conviene abbastanza, sì. Anche perché sono iniziati da oggi, quindi per tutta l'estate va bene così. Anche se i soldi non è che ce ne siano tanti, ma comunque andiamo avanti. Primo giorno di saldi a Treviso, passeggiando per le vie del centro, l'impressione è di un avvio soft. C'è gente nei negozi e davanti alle vetrine, ma non certo ressa o code. Le previsioni di Federmoda sono di una spesa media di circa 200 euro a famiglia, in aumento rispetto agli ultimi anni anche per il ritorno dei turisti. L'interesse per acquistare soprattutto calzature ed abbigliamento a prezzi scontati c'è, ma sarà il caldo, l'inflazione o le ultime notizie sull'incremento dei contagi, il boom che i commercianti aspettavano non si è visto. Certo, bisognerà attendere ancora qualche giorno per le valutazioni. Stiamo solo guardando. Grazie. Oggi non si compra? No, oggi non si compra. Siamo in fase di riflessione. Solo una canottiera, guardi, non abbiamo acquistato tanto, non grandi spese. Ma e lei, signora? Io ho comprato un paio di sandali, però non perché avessero lo sconto, perché sono tornata dalle vacanze sabato, ieri l'altro, e sarei andato a comprarle anche a prezzo pieno perché mi piacevano. Ho acquistato un pigiama, poi un vestitino così, insomma, e poi in profumeria per i solari. Non solo del primo giorno, ma è anche il mese del mio compleanno, quindi ho un ulteriore sconto, per cui ho approfittato. Si compra, ma pochi cedono alle spese pazze, ponderando gli acquisti. Gli aumenti degli ultimi mesi erodono il potere d'acquisto dei consumatori. La riprova in queste prime ore di svendite sta negli scontrini. Comunica Veneto Imprese Unite che lo scontrino medio dei negozi associati in questo caldo sabato di inizio luglio si ferma ai 30 euro. Ho comprato una camicia, ho speso 48 euro. Siete dati un budget di spesa per i saldi? Sì, un centinaio di euro, così mi mancava un po' di roba e quindi ho fatto un giro. Cosa hai comprato? Dei calzini, sì, non utili diciamo tutti i giorni. Io niente, sono venuto più a vedere che a comprare, più per stare con gli amici, tutto qua. Papa Francesco ha nominato Monsignor Domenico Pompili nuovo vescovo di Verona. Pompili, che lascia la guida della diocesi di Rieti, è stato per molti anni il portavoce della Conferenza Episcopale Italiana. Prende il posto di Monsignor Giuseppe Zenti, che ha compiuto 75 anni, l'età in cui i vescovi presentano la rinuncia. È stato protagonista in questi giorni di polemiche per aver scritto una lettera ai sacerdoti della diocesi chiedendo di votare i candidati attenti alla famiglia voluta da Dio e non alterata dall'ideologia dei gender. Voleva essere una stoccata contro il centro-sinistra e Damiano Tommasi, che però è il nuovo sindaco della città. Si avvicina l'adunata triveneta degli alpini che si svolgerà ad Asiago dall'8 al 10 di luglio, ma già da domani parleremo di alpini e di altopiano con una serie di pillole e racconti per immagini, il rapporto tra le penne nere e questo meraviglioso territorio. Su Antena 3 Aspettando gli alpini andrà in onda domani alle 20:15, poi alle 14:35, alle 20:15, alle 23:25 di ogni giorno. Il legame fra gli alpini e l'altopiano dei 7 comuni è fortissimo da sempre e verrà rinsaldato con l'adunata triveneta delle penne nere che si svolgerà dall'8 al 10 di questo mese ad Asiago. Un legame scritto in ogni singola pietra dell'ortigara con il sangue versato dagli alpini su quello che è diventato il loro calvario. Scritto con l'eroismo, con l'abnegazione, scritto con l'altruismo nei momenti di difficoltà anche dopo il carnaio della Prima Guerra Mondiale, con la voglia di stare assieme che ha già portato le penne nere ad animare i paesi e le contrade di quel meraviglioso mondo di boschi e prati che è l'altopiano. Momenti di storia e di vita vissuta che diventano brevi racconti, pillole fatte di immagini e parole per conoscere meglio quel rapporto indissolubile.
Dall'Ortigara al Sacrario dell'Aiten, dagli eroi della Prima Guerra ai musei dell'Altopiano, dagli episodi poco conosciuti fino ai bellissimi filmati della Dunata del 2006. Le pillole andranno in onda ogni giorno, già da domani, a ridosso della nostra informazione, per tutta la settimana. Un bel modo per avvicinarsi al grande evento di Asiago che potrete seguire con le dirette del gruppo Media Nord-Est, aspettando gli alpini per ricominciare tutti assieme da dove ci eravamo lasciati. Ed era questo l'ultimo servizio, grazie per essere stati con noi. Io vi lascio come sempre alle previsioni del tempo per le prossime ore con il nostro meteo. Arrivederci. Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rottamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate. Benvenuti al meteo. L'alta pressione africana non molla la presa e arroventa l'Italia. Sul nostro territorio tanto caldo e poche piogge, più che altro in montagna. Vediamo il dettaglio di domenica 3 luglio. Sul Veneto la giornata festiva sarà caratterizzata, come vediamo, dalla presenza del sole. Il cielo sarà sgombro da nubi. Sulle zone montane sviluppo di cumuli che potranno essere associati a rovesci o locali temporali, specie sulle Dolomiti. Clima afoso con temperature minime tra 16 e 24 gradi, massime invece comprese tra i 30 e i 36 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso sarà soleggiato e anche in questo caso sui monti il cielo potrà essere nuvoloso e non si esclude qualche isolato rovescio temporalesco. Temperature minime tra 20 e 25 gradi, massime sui 32-34 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo poche novità. Sarà soleggiato con qualche annuvolamento pomeridiano associato a rovesci e temporali sparsi. Temperature minime intorno ai 19-20 gradi, massime sui 34-35 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rottamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate.